Ciao amici, non ci conosciamo, questo penso è il primo video che faccio, non sarò in grado di farlo, quindi quello che viene viene, amen. Oggi siamo a fare una passeggiatina in Val Gallina. Onestamente abbiamo parcheggiato la macchina sopra la diga di Val Gallina, poi lascerò un po' di chiarimenti nel corso della situazione. E niente, abbiamo preso un sentiero, dovrebbe essere il 9,60, da verificare se è quello giusto o quello sbagliato. Intanto partiamo. Da mangiare ne abbiamo, da bere anche, male che vada, se ci perdiamo resistiamo un po'. Ciao, a dopo. Allora, sembrerebbe che il sentiero sia quello giusto, anche se parte in discesa, va bene. E appena fatto 100 metri all'interno, adesso io dico, ma signori, ma che cazzo avete nel cervello? Head and Shoulder in mezzo al niente. Pubblicità occulta forse, però va bene. Tanto resta qua, poi al ritorno lo prendiamo su. Ma Achtung, Achtung. In caso di maltempo non si attraversa. Torrentello col ponticello. Lei è Consuelo, la mia ragazza. Appena attraversato il ponticello, un paio di omini fatti così. È una rampetta da fare. Sì. Piccola salamandra, bella. E boom. Ciao.
la diga. Siamo andati prima a vederla e è al 60% di capacità, quindi manca un 40% di acqua. Non tanto bene, purtroppo. Lì c'è la Consuelo che viene avanti, è la prima camminata dell'anno, quindi bisogna prenderla un po' con calma. Siamo leggermente fuori forma. Andiamo avanti. A quanto pare quello si chiama Col d'Eon, ma non so. Che qua bisogna dirgli i fiossi quanto che abbiamo camminato. Dopo all'incirca 25 minuti tranquilli si arriva al bivio e adesso è da capire dove andare. Beh, di sicuro non torniamo indietro, quindi secondo me si procede col 9 e 67, non capisco perché l'abbiano cancellato, boh. Per di qua si va al Col Broia, rifugio Dolomieu. Adesso verifichiamo un attimo la cartografia. Un po' di alberi abbattuti, però qua il sentiero è messo bene, cioè siamo già arrivati, cioè 45 minuti dal bivio, cioè avremmo messo 45 secondi dal bivio. Qua c'è una piccola franetta, però messa in sicurezza ottimamente, direi. Guarda, sta piovendo, che colpo di culo. Vabbè, taci che siamo arrivati. Vabbè. Guarda che razza di ponticello su sta frana, perché stava facendo una frana, probabilmente ci sarà stata anche acqua una volta, boh. Però c'è ancora da legna fresca, quindi deve essere stato fatto quest'anno, al massimo l'anno scorso. No, secondo me è freschissimo. È proprio fresco, sì. C'è ancora i scarti qua, quindi. Qua canalone. Quindi ormai restiamo così, andiamo avanti fino alla casera. A sto punto è veramente una passeggiatina giusto per fare riscaldamento. Sì. Però giusto per stare un po' all'aria aperta va più che bene. Lì in alto c'è ancora un po' di neve e comincia a piovere col sole. E adesso andiamo in casera. Si preoccupa di morire al ritorno perché ci sarà bagnato per terra. Non importa. Senti, come piove. No, quello lì è il tubo dell'acqua.
Adesso, beh, ottimo, chiusa, perfetto. Che colpo di culo. Fa un bello spiazzo in mezzo al bosco. Come? 2 barbecue, quindi cioè, proprio è scontato che qua ci si viene proprio in tranquillezza. Però purtroppo qua sembra tutto chiuso. Peccato. Molto peccato. Ci sarà scritto qui: benvenuti alla Casera Alpian, siete ospiti del comune Soverzene, organizzazione di propositi saluti e auguri durante il soggiorno. Questa struttura numero 3 castello non è dotata di impianto di illuminazione. La morale della favola, forse una volta era aperta, ma adesso l'hanno messa su prenotazione probabilmente, perché qua sono uno e una, 2 lucchetti così di sopra è aperto. Ecco, forse di sopra è aperto, ma tutto il resto è chiuso. Porca miseria. Peccato, perché dentro c'è anche una bella stufa a legna. Sembrerebbe proprio anche probabilmente ristrutturata da poco, perché sembra proprio messa bene dentro. È un peccato non poter entrare. Andiamo di qua, non si vede niente. Ci sono delle scale che vanno su, anzi sarà tipo un ricovero per i sorsi. Vediamo. Ah, c'è un piccolo spazio da utilizzare come ricovero nel caso di estrema necessità. Onestamente pulito, sembra non ci siano neanche segni di passaggio di topi, topini o ghiri, quindi è così. Pacco e piove. Comunque, a quanto pare bisogna fare richiesta al sindaco di Soverzene per poter venire in casera. L'ho scoperto io perché su internet non c'era scritto assolutamente niente, o perlomeno io non ho trovato niente. È scaduto 2 mesi fa. Va bene, adesso mangiamo una barretta scaduta 2 mesi fa con un bel teino caldo, anche perché sono degli 11, quindi ci godiamo la pioggia nel mezzo del silenzio. Ci sono comunque sì 2 barbecue belli, belli. Acqua fontana, ma acqua non so se non ci sia perché non è stagione, probabilmente la apriranno più avanti. Qua legna ce n'è, barbecue anche. Sì, però la casera sarebbe anche bella, molto carina, però chiusa. Ci informeremo per tornare e fare in modo di poter entrare. E comunque, Non me l'hai caricato. anche se ci fosse acqua dalla fontana, acqua non potabile. Va bene, quindi o vi portate l'acqua o non so, vi portate il filtro depuratore per pulire l'acqua. In mezzo al niente, acqua non potabile. Vabbè, ok. E quindi niente, poi probabilmente metterò anche la foto del documento affisso alla porta di questa casera barra bivacco. E niente, se si vuole venire qua e alloggiarci, non so se a pagamento o a titolo gratuito, bisogna andare dal sindaco di Soverzene e fare richiesta. Peccato, probabilmente avranno le loro ragioni, probabilmente gente che non sa comportarsi l'avrà danneggiata nel tempo e hanno preso questa decisione. Peccato, perché sembra proprio una casetta
degli gnomi in mezzo al bosco. Tanti alberi abbattuti, tanti alberi morti, però purtroppo così è. Adesso mi sa che escogiteremo qualcosa da fare, perché volevamo fare il giro largo per fare tutto il giro del lago della diga, ma qua è tutto disastrato. Sentiero non si vede e onestamente rischiare non vale la pena. E insomma, abbiamo bevuto il tè, abbiamo fatto un quarto d'ora, 20 minuti di rimozione punti neri e adesso, non contenti della casera che purtroppo è chiusa, ritorniamo al bivio e stavolta al posto che prendere verso sinistra prendiamo verso destra, andando alla ricerca della casera Colmat, sperando che non ci voglia un'eternità per arrivarci. Ci vediamo dopo. Dove arriviamo. Ciao. Qui c'è un ponticello, chissà se tiene il passaggio, sembrerebbe di sì. E si sale, si va su. Erika, rododendro. Fatto un pezzetto di salita dal bivio, siamo arrivati più o meno in mezzo a un anfiteatro di montagne, posto carino, ma mi sa che per arrivare al bivacco Malga Casera è lunghetta, sa che è ancora presto per le nostre gambe affrontare tal percorso, quindi adesso camminiamo ancora un po', poi vediamo se troviamo un posticino, ci fermiamo e mangiamo un bel paninazzo. Sì, paninazzo. Vabbè, sventoliamo bandiera bianca, siamo arrivati qui, ho trovato un bel posticino sullo scavallo della montagnola, con vista su una cascatina, foto, vista sulla cascatina. Adesso ci fermiamo qua, mangiamo un bel paninazzo, ci riposiamo un'oretta e dopo mi sa che, visto il tempo, sarà anche il caso di tornare verso la macchina.
Niente, ci siamo arresi. Troppa strada, troppa fatica, fuori forma. Sarà per un'altra volta. Cambia il tempo, butta in pioggia, torniamo verso la macchina e ce ne torniamo a casa. Ciao. Paradossalmente questo zigzag che si trova all'inizio del sentiero è il pezzo più, diciamo, tra virgolette impegnativo per arrivare alla casera, che vi ricordo è chiusa, e se volete andarci bisogna contattare il sindaco di Soverzene o Soverzene, non lo so. E quindi chiudiamo così questa prima esperienza di video maker in mezzo alla montagna, ricordandovi che per stavolta pulisco io, ma la prossima volta non si lascia lo sporco in montagna. Comunque, se venite a parcheggiare qua per andare a questa casera, che poi lascerò da qualche parte il nome perché non mi ricordo, in Val Gallina, questo qui è l'ultimo spiazzo dove poter parcheggiare. E state attenti perché dalla montagna cascano fior di pietroni, quindi cercate di parcheggiarla più distante possibile dalla montagna. Questo lo porto via io questa volta, che tra l'altro è anche mezzo pieno, quindi o qualcuno l'ha perso o l'ha lasciato là. Quindi se anche a voi piace la montagna pulita e la volete trovare pulita sempre, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Se vi iscrivete bene, se non vi iscrivete fate quello che volete, tanto è gratis, cioè iscrivetevi e fine, no? Boh. Ciao Teta, lei è Teta comunque, è memorosa la ragazza mia. Ciao!